Sono venuta al mondo il 21 maggio 1799 in una piccola casa che per un lato si affacciava sul mare e per l'altro su una piazza dall'orizzonte ristretto. Eravamo a Lyme Regis, un paesino arroccato tra la scogliera ed il mare, nel sud dell'Inghilterra, in una regione che si chiama Dorset. Lyme Regis aveva la particolarità di essere un luogo dove si trovavano pietre stranissime, alle quali la gente del posto aveva attribuito nomi suggestivi. Pietre serpenti, artigli del diavolo, denti di squalo, vertebrelle, ali di angelo e conchiglie di pietra. Si trovavano sulla spiaggia, tra l'oro matto e la varietà infinita di pietre che si rinnovavano a ogni mareggiata, oppure quando le scogliere ripidissime franavano e portavano allo scoperto gli strati più profondi della roccia. Dalla bottega di mio padre a volte capitavano turisti curiosi con il loro accento bizzarro e i loro vestiti tutti eleganti. Cercavano le parole con cura, imbarazzati. È qui che possiamo comprare le pietre della zona? Mio padre si tirava indietro il berretto con un gesto pigro della mano e sorrideva incoraggiante. Certo, quali volete? Le più belle, chiedevano quelli istruiti. I meno colti e la gente del luogo invece domandavano pietre contro i reumatismi o quelle che danno forza o ancora quelle per tenere lontano le vipere. Per gli abitanti di Lyme Regis e della costa, l'esistenza di quegli oggetti pietrificati era un fatto normale, da non discutere nemmeno, e ci avevano ricamato sopra qualche storia interessante che faceva nascere supposizioni affascinanti. Era infatti diffusa la convinzione che le pietre speciali tolte dalle scogliere avessero tutti questi e ben altri poteri. In pochissimi a quell'epoca sapevano che si trattava di fossili e tra i pochissimi erano ancora meno quelli che accettavano come possibile l'idea che parti di animali sconosciuti fossero arrivate pietrificate fino a noi. Raccogliere e ripulire quelle pietre era un vero e proprio lavoro che, come tutti i mestieri, richiedeva predisposizione e abilità. Erano assai rari i fossili riconoscibili a occhio nudo. Per la maggior parte si presentavano come grumi di incrostazioni rocciose che andavano scavati dalla roccia o raccolti per terra, aperti con scalpello e martello, poi ripuliti con lime via via più sottili e infine lucidati con spazzole dure. Se la lavorazione era ben fatta, venivano alla luce venature sottilissime e linee di varie sfumature di colore.